Meravigliosa giornata a Loano oggi, è una sfilata fantastica, siamo venuti a trovare i nostri amici che ieri erano a Novara con noi, quindi abbiamo contraccambiato l'invito, siamo stati molto felici perché avevamo anche oggi una bellissima corte, sempre gente nuova, gente che ci segue, e ci siamo divertiti tantissimo. Sia d'inverno che d'estate noi veniamo sempre a Loano. Loano è un po' un feudo turistico e vacanziero dei novaresi, di più in estate, c'è molti più d'estate, ma anche oggi c'era tanta gente che ci riconosceva. Veniamo volentieri perché è un'organizzazione eccezionale e c'è anche un'opportunità di conoscere delle nuove maschere, chiamiamole così, che poi sono dei personaggi storici che da noi non vengono e neanche qui, perché alcuni erano in prima assoluta come presenza anche qua. Quindi oltre a esserci stata una bella giornata, una bella sfilata, un buon pranzo, perché quello non manca mai, e c'è stata anche questa conoscenza di nuova gente. Abbiamo organizzato questo pullman come sempre perché abbiamo il piacere di portare con noi i novaresi che ci seguono. Molto bello, divertente, ci siamo divertiti, oltre ad aver mangiato bene, siamo tutti contenti. Andare in giro con Re Biscottino è una favola, io lo consiglierei a tutti, è un momento bellissimo. Chiudiamo comunque con questo crepuscolo meraviglioso, adesso ritorneremo a Novara, domani nuova settimana lavorativa, ma lavorativa per noi non a livello naturalmente sindacale, lavorativa perché dobbiamo riprendere le visite, Regina, all'elementare, case di riposo, asili, ecco. Quindi tutto il giorno a partire dalle 9 in avanti siamo in giro vestiti così, anzi io vado decisamente a dormire anche vestito così. Prossimo appuntamento 7-8, bambini non mancate, lì siamo al chiuso, qualsiasi tempo ci sia, una grande festa abbiamo organizzato all'Ipercoop per voi. Ci saranno trucca bimbi, giocolieri, clown, animazione, scuole di danza, una grande festa per tutti i bambini, per i nonni e per tutti quelli che vogliono venire. Quindi mi raccomando, il prossimo appuntamento il 7 e l'8 di febbraio all'Ipercoop, dalle 3 alle 6. Vi aspettiamo tutti. Cosa è successo? A Novara non ci sono più posteggi bianchi, hanno fatto tutti i posteggi blu a pagamento. Ora Novara sembra la città dei puffi, tutta blu.